Politicamente non siete sempre sulle stesse posizioni, però c'è una cosa che vi unisce, qual è? Beh, è una trasversalità del tutto comprensibile, qui non si vanno a ragionare su ideologie e confessionalità, si ragiona in ordine alle necessità amministrative di una società che ormai è ben diversa da quella di molti anni fa. Vincenzo Conte, presidente della Municipalità di Mestre e del Partito Democratico. I consiglieri comunali Renzo Scarpa e Ottavio Serena sono stati eletti a Cafarsetti sul fronte opposto. Assieme formano uno schieramento trasversale che si è espresso a favore della creazione di due comuni, Venezia e Mestre. Ci accomuna l'analisi dello stato di queste due città e la conseguente preoccupazione. Quindi noi abbiamo anche composto un gruppo l'altro ieri sera, composto proprio in modo eterogeneo da persone che appartengono a collocazioni politiche estremamente diverse. Nell'assenza di prese di posizione ufficiale da parte di molti partiti, spiccano le figure che da destra a sinistra si sono invece incontrate nel tavolo bipartisan del gruppo misto, un intergruppo per il sì al referendum che organizzerà incontri a Venezia e a Mestre aperti a tutta la cittadinanza. Cercheremo di non fare delle chiacchiere cercando di portare dei dati di fatto e abbiamo già iniziato a raccoglierli proprio per dare delle risposte precise ai cittadini perché chiedono dei dati di fatto, chiedono quale sarà il bilancio futuro di Mestre, quale sarà il bilancio futuro di Venezia e quindi bisogna rispondere in modi concreti e non con a volte dei discorsi che ormai sono con dialettiche superate e molto datate.